strade, per via Roma, perché andavamo per le strade in giro, la gente ci indicava col dito, questo è quello del festival, perché avevano visto Canale 21. Quindi adesso, è un po' proprio adesso che... sì, vai in Rai, poi siamo stati in Rai, non ci ha visto nessuno. È un po' proprio quello che viene detto anche nel film Operazione San Gennaro, dove praticamente quando c'è stato il festival di Napoli si blocca Napoli. Si blocca completamente tutto. Ma... Dal Teatro Politeama trasmettiamo il Festival della canzone napoletana. La prima canzone è Cevo Tiempo di Maresca e Pagano. Canta Peppino Di Capri. E lucendo d'acqua e mare sotto sole, come allora mi pare di vedere. Sotto sole, quando era ancora estate, sotto sole, quando era ancora estate. Prima mattina te vengo a scendere. Marescià, se volete salire non fate complimenti. Grazie, Dio, grazie. Al servizio. Anzi, se non mi dispiace, ha aumentato un poco volume. Ma perché allora non si fa più? Ma di chi è la colpa? Perché non si fa più? Chi è che mi può rispondere? Ma diciamo che io dico questo, io dico che la canzone napoletana nel mondo e in Italia ai colossi, la RCA e tutte queste case dà un po' fastidio. Dico, secondo me è questo il problema, che la vendita dei dischi oggi, dei CD e così, dà un po' fastidio a queste grosse case discografiche del nord, come la bella. E quindi si cerca sempre di fare di tutto per non far emergere quello che è, diciamo, il sound napoletano, che poi ha successo in tutto il mondo. Abbiamo canzoni che ancora oggi si cantano, non voglio dire solo mie, non voglio, ma tante di quelle canzoni. Anche perché il Festival di Napoli, a noi ce l'hanno rubato tanti anni fa, ce l'ha rubato Sanremo, ci hanno portato al nord. Miei cari amici vicini e lontani, buonasera. Dal Salone delle Feste del Casinò di Sanremo trasmettiamo la prima serata del Festival della Canzone Italiana. Questo Festival di Napoli che usciva fuori piano piano, che poi si allargava man mano, faceva paura anche un po' a Sanremo, a tutte queste grosse istituzioni, non ci dimentichiamo. Si dice a Napoli l'acqua aiuola vicino alla cantina, pure la fastidio. Dammi un po' d'amore, una briciola bene, un vaso sincero, non vire che muore, solo per te. Fammi passare che sta breve, scioglimi sta neve che tieni in cuore, sto sogno d'amore, non lo sciupare. Braccia a te, panora sola, per te fa capire st'amore che è. E che quel festival col tempo poteva dare fastidio anche al Festival di Sanremo, perché era fatto troppo bene. Io mi ricordo proprio che tutte le persone rimanevano così, guarda che bel festival, che belle cose, che bel palco, che bei fiori, che presentatori di prima scelta, Daniele Biondi, il re all'epoca, Adriana Russo, Enzo Berri, il re di Napoli dei presentatori, Enzo Berri, il più grande presentatore di Napoli. Bene. E adesso velocemente Adriana Russo ed Enzo Berri. E io vorrei chiedere ad Adriana Russo un'impressione velocissima su questa seconda serata del Festival di Napoli. Io volevo raccontare velocemente, visto che stanno andando via tutti, una cosa che mi è successa durante l'intervallo. Sono andata a prendere una cosa al bar e si è avvicinato un ragazzo e mi ha chiesto: signorina Russo, noi ormai ci siamo affezionati a te, noi napoletani ti rivogliamo vedere, quando è che torni a Napoli? Questa è una cosa che mi ha reso veramente felice, mi ha quasi commosso. Grazie. E c'è un applauso per Adriana Russo.
Enzo, le impressioni velocissime su questo Festival di Napoli, su questa seconda serata. Edoardo De Filippo ha detto in un suo lavoro: gli esami non finiscono mai, l'abbiamo fatto e siamo promossi. Bene, e allora, a nome di Adriana Russo e di Enzo Berri, Daniele Piombi vi ringrazio, amici telespettatori. Sono le 0:30 da poco passate, le 0:40, dal palcoscenico del Politeama, a nome di tutti i tecnici di Canale 21, a nome di Gianni Junco, grazie per averci seguito, buonanotte e a risentirci domani sera. Arrivederci! È una cosa bellissima, c'erano tutti i grandi artisti, bello. E questa cosa, Rosa Fumetto, ti ricordi Rosa Come Fumetto? no, caspita. Rosa Fumetto. E poi... La gente sente parlare, dice, ma Rosa Fumetto chi era? Era quella del Crazy Horse, sì, infatti. Cioè, era una grandissima Allora devo spogliarellista. dare una sbirciatina nell'archivio perché dovrebbe esserci anche sta Rosa Fumetto. Ma che fece una cosa, mi pare, Deborah Camsella con Antonio Bonomo, non mi ricordo, Sì, una cosa del non genere. Bonomo la fece, ma una donna bellissima all'epoca. Quand ses yeux sur moi se posent, savant toute chose. Perché la gente oggi forse non sa chi sono, però nella storia ci sono queste persone. La storia della musica. Certo, lo spettacolo. È proprio tutto vero quello che sta dicendo suo fratello, oppure No, c'è no, qualche... è tutto vero, è tutto Ti verissimo. posso dire che non abbiamo il tempo nemmeno di il tempo parlare. di parlarne perché sono tutti ricordi vivi che sono rimasti in noi così, spontanei. Io per esempio ricordo il fatto che Guardi sempre all'obiettivo, Adriana Russo che era fidanzata con Pippo Baudo all'epoca, e allora si giocò su questo, chiamammo, cioè l'organizzazione chiamò Adriana Russo e poi intervenne anche Pippo Baudo che... Ci provo. Vorrei qui con me un attimo un personaggio a voi sconosciuto, cari telespettatori, un giovane di talento, Pippo Baudo. Brava, prometti bene. Ciao. Buonasera. Niente di scandaloso, sono cose di famiglia. Sono soltanto dei piccoli anticipi. Ma adesso andiamo a parlare proprio un poco di questa... che era un complesso, un duo di questi fratelli di Don Diaco. Noi veramente eravamo un gruppo che insieme agli Europa Sound eravamo un solo gruppo, tutti amici. Poi un bel giorno per fare questo festival ci siamo divisi, Don Diaco e gli Europa Sound. Eravamo un gruppo noi, solo che prendemmo il nostro nome, cioè Don Diaco, appunto per non farci copiare poi un domani. Noi eravamo noi titolari del gruppo, però avevamo dietro dei ragazzi, tutti amici, tutti G stava per Giuseppe e E stava per Ernesto. Come siete arrivati al Festival della Canzone Napoletana?